Le ricordo che è necessario portare l'elenco dei ragazzi su carta intestata della scuola. Le scuole che seguono i nostri percorsi didattici entrano dal nostro ingresso di servizio, che è al civico 52 di Piazza San Marco. Lei ha presente, vero? No, noi non siamo al Museo Correra, siamo al Museo Archeologico. Bene, una volta arrivati in Piazza San Marco, sotto le Procuratie Nuove, vicino al Caffè Florian c'è un portone. Entrate, troverete un cortile, mi raccomando, girate a sinistra e fate 2 rampe di scale e lì troverete il Museo Archeologico. Comunque tutte queste informazioni le troverà nella mail che le invierò. Arrivederci. Aspettate che leggo la mail. Procuratie. No, quella è la Basilica, la Palazzo Ducale. Dai ragazzi, state buoni che ci siamo quasi arrivati. Procuratie Nuove, vicino al Caffè Florian, cercate il cortile 52. Bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato il cortile. Dai ragazzi, forza! Bene ragazzi, abbiamo l'appuntamento alle 10 e siamo in perfetto orario. Allora, la mail dice che giunti nel cortile girate a sinistra e salite 2 rampe di scale. Allora, giriamo a destra ragazzi e saliamo la rampa di scale. Buoni ragazzi, adesso chiediamo a qualcuno. Ah, scusi, l'ingresso per il museo archeologico. Grazie. Dove state andando? Fermatevi! Siamo ancora in tempo per la visita guidata! Bene ragazzi, allora stiamo qui in coda perché tanto entrare da una parte o dall'altra è la stessa cosa. Ci mettiamo qui per il museo archeologico. Questo è il Palazzo Ducale. Per il museo archeologico bisogna andare di là. Ah, quindi questa non è l'entrata per il museo archeologico? No, per il museo archeologico di là. Grazie. Allora, sono sicuro che l'ingresso al museo archeologico è qui. Cioè, una volta entrati nel cortile bisognava girare. Sì, ma girare dove? Dove bisogna girare? A sinistra! Quando si entra in cortile si gira a sinistra. Grazie! Visto ragazzi, ve l'avevo detto che l'ingresso al museo archeologico era semplicissimo. Forza, andiamo! L'ingresso per le scuole avviene dal cortile numero 52 di Piazza San Marco. Ricordiamo che anche per le visite autogestite deve essere effettuata la prenotazione. I professori devono portare con loro l'elenco dei nominativi degli studenti su carta intestata della scuola. Attenzione, solo per coloro che hanno prenotato i percorsi alla più bella e classicità e classicismo, l'ingresso è invece dal Museo Correr. Tutto chiaro? A sinistra!